Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di una cosa che sembra quasi una barzelletta, ma il titolo è La vita è una stazione, c'è chi viene, c'è chi va. Sì, perché ogni tanto noi ci rendiamo conto che siamo un po' come dentro una stazione, vediamo passare gente che arrivano e gente che va. Alcuni ci accompagnano per lunghi periodi della vita. Io adesso ho 58 anni e per un lungo periodo della vita ho conosciuto persone che mi hanno accompagnato anche come vicini di casa o come amici o come conoscenti o come studenti o come clienti nella mia vita, e ce ne sono stati altri che se ne sono andati. Però prima di iniziare questa pillola il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Indegata e Marietto Veneziano di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera il Degana Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. In più vi ricordo che il Degana ogni sera alle 21 tiene un cerchio di fuoco nel gruppo di Telegram per rinforzare l'Italia, che in questo momento è sotto pressione, quindi chi si vuole unire al gruppo di Telegram è benvenuto ogni giorno, ogni sera alle 21 nel Magici Arcieri Bertoldini. Bene, iniziamo a parlare di queste cose qua. Perché? Perché già da piccolino alcune volte il vostro Marietto andava nei boschi e vedeva cose strane, cose un po' pazzerelle, e cosa faceva? Andava a casa a raccontarle, il papà lo ascoltava, il suo babbo lo ascoltava, il vostro Marietto poi andava giù in caserma dei carabinieri e diceva cosa vedeva. Marietto pensava che fosse preso per pazzo, ma invece c'era il maresciallo che tirava fuori la sua vecchia Olivetti e incominciava a scrivere valanghe di foglie. Immaginate come si poteva scrivere ai tempi, vagonate con i due ditini, scrivevano, e andava avanti con una macchinetta, e io continuavo a raccontare quello che vedevo nei boschi. Poi chiaramente il vostro Marietto cresciuto non è più andato nel caserma dei carabinieri a raccontare niente, perché sembrava quasi troppo grosso quello che vedeva. Però chiaramente chi ha seguito il vostro Marietto, chi l'ha seguito nei vari anni, ha visto che molte volte il Marietto le ha azzeccate e le ha dette giuste. Adesso siamo in un periodo un po' così traballante, molte persone gli traballano i ginocchietti perché non sono pronti a questi momenti che stanno arrivando, però questi momenti noi li supereremo alla grande. E anche in questo periodo che il vostro Marietto sta facendo le pillole, c'è chi lo segue e chi passa di qua, guarda, sta un paio di mesi e poi se ne va sbattendo la porta. Ognuno chiaramente è libero di prendere e fare quello che vuole, però il vostro Marietto, visto che starà qui fino a 94 anni, è ben sempre felice che qualcuno lo segua e possa prendere qualche buona informazione dalle pillole del vostro Marietto, che tra l'altro sono gratuite. Chiaramente più gente segue il Marietto e meglio è, perché si crea un'egregora propositiva che in un certo senso aiuterà tutti quelli che lo seguono. Gli altri che se ne vogliono andare non sono per il Marietto. Noi abbiamo già spiegato che questo, almeno quello del Marietto, è un canale per anime antiche, e quindi le anime giovani chiaramente non è che potranno seguirlo molto. Questo qui, quando il Marietto ha aperto il canale, era ben conscio di questa cosa qui. Quindi, lo ripeto, questo è, come si suol dire, un canale per anime antiche, non è per anime giovani. Le anime giovani devono farsi il loro percorso, le loro prove, sapete come sono i bambini piccoli che devono picchiare le manine e i ginocchietti per incominciare a capire che si fa la bua. L'importante è che non avere più di una certa età, perché poi quando si scivola e ci si fa la bua, poi è chiaro che il dolore diventa molto più importante. Quindi il vostro Marietto vi chiede sempre di seguirlo, se potete, condividere le pillole del vostro Marietto e prendere le cose che riteniate siano importanti o preziose per voi. Poi il resto servirà per altre anime antiche. Quindi il vostro Marietto, detto questo, resterà qui fino a 94 anni. Non so se farò pillole fino a 94 anni, magari durerà ancora un paio di mesi, e poi quando la mia missione, come la mia missione di fare i circuiti radionici, è finita, adesso il vostro Marietto ha finito di fare gli ebook e regala dei circuiti gratuitamente. In futuro molto probabilmente mi limiterò a fare meno pillole quando chiaramente questa missione sarà finita, però
Detto questo, vi chiedo di continuare a stare in questa stazione e a cercare di venire, perché chi va poi magari dopo, quando vorrà tornare indietro, troverà la porta chiusa. Bene, cari amici, il vostro Marietto ha finito qui, vi ringrazio di avermi seguito fino adesso, continuate a seguire il vostro Marietto a questa stazione, questo canale, e vi ringrazio anche dei like che mettete. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!